Vessare un popolo che soffre solo per i propri interessi personali, e noi portiamo amore su chi porta odio, perché solo con l'amore puoi vincere l'odio. Adesso vi dico una cosa: giratevi la persona che avete a fianco, abbracciatela, abbracciatela, abbracciatevi, 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 ragazzi, abbracciatevi il popolo italiano, abbracciatevi, abbracciatevi. Campo le palle! Elezioni non ce l'abbiamo più! Elezioni subito! 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 Bravo! Tutti denunciati! Tutti denunciati! Ci stiamo abbracciando per un semplice motivo, perché ci viene negato un diritto che è sacrosanto, ed è quello di condividere le nostre emozioni, i nostri sentimenti. Ci stanno dividendo, ci stanno allontanando. Siamo l'Italia, siamo l'onestà! Noi siamo il popolo! Siamo i sovrani! Sono i nostri figli! La pandemia è una bugia! Libertà! 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 Non ho le conoscenze scientifiche per poter affermare questa più che Libertà! 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 Che significa chiedere la libertà? la libertà che chiede il popolo è la libertà del sapere, la libertà dell'informazione, che non sia schiavizzata dalle lobby e dalle caste che riportano nelle case di mia nonna, di tua nonna, degli anziani che sono molto facilmente plagiabili, ok, le notizie che loro vogliono. Io non sono né un virologo né uno scientifico, non ho le conoscenze tali per dire se il coronavirus esista o meno, se sia vero o meno, se sia una montagna. C'era, ma era blando. C'è chi ha titoli scientifici e sta sostenendo delle teorie, chi ne ha altre e altri interessi ne sta sostenendo altri. Crede quindi che la questione coronavirus sia stata pompata da chi ha interessi? E lo stai dicendo tu, Assolutamente sì. lo stai dicendo tu, Sì. queste domande faziose. Sì, ma non sono domande, stiamo parlando di politica e quindi io non parlo di politica. Se devo parlare d'amore, ti voglio dire che ogni italiano si deve guardare dentro e deve capire che ci hanno ridotto alla povertà perché c'è l'odio, hanno fomentato l'odio tra di noi. Non posso essere identificato come un estremista di destra e fratelli con i quali ho condiviso determinate esperienze mi allontanano perché sto combattendo per i diritti di tutti. I diritti sono di tutti. Vogliamo un futuro migliore per noi, per i nostri figli. Vogliamo eliminare la collusione e l'illegalità. Qua ci sono persone che hanno avuto problemi, tanti di noi hanno avuto problemi. Nella vita si sbaglia, si può ripartire, si può avere una nuova occasione, ok? Questa è l'occasione non solo per noi, non solo per il popolo italiano, è un'occasione per l'umanità intera, di aprire gli occhi su quello che ci stanno facendo. Ci vogliono far diventare lo schiavo per questo. Loro vogliono uno schiavo per questo. Che vogliamo dire? Perché